Buongiorno da Focus TG. La tragica fine di un diciottenne, una giovane promessa dello sci, Marco Degli Uomini, che ha perso la vita sulle piste dello Zoncolan in Carnia, e c'è un paesino in provincia di Udine sotto shock. Si tratta di Ravascletto. È arrivato il messaggio di cordoglio della direzione generale dell'US Dolomiti, profondamente colpita e addolorata per la tragedia. Si è stretta con vicinanza e affetto alla dottoressa Cristina Barbarino, primario del SUEM di Pieve di Cadore, per l'improvvisa perdita dell'amato figlio Marco. Il giovane stava percorrendo la pista 2 dello Zoncolan quando, all'altezza di un salto, ha perso il controllo degli sci, precipitando per 70 metri, impattando violentemente sulla neve e poi finendo contro la recinzione di protezione. Il diciottenne aveva riportato le fratture alle gambe e ad un polso e aveva chiamato la madre subito dopo la caduta per rassicurarla. Aveva detto: guarda, forse mi sono rotto le gambe, ma tu stai tranquilla. Invece, dopo la telefonata, la situazione è precipitata. Marco Degli Uomini è morto poco dopo il ricovero in terapia intensiva. Avrebbe dovuto fare da apripista nel Super G. E poi la tragedia di sabato pomeriggio a Venezia, con lo schianto della barca sulla Bricola, nella quale ha perso la vita Anna Rita Panebianco, manager del caffè Florian in piazza San Marco. Migliorano le condizioni delle altre persone. 2 persone che erano in barca con lei sono fuori pericolo. Saranno sentite dagli inquirenti per ricostruire l'accaduto, mentre l'imbarcazione è stata sequestrata. Non si placa, ovviamente continua in città il cordoglio per la fine di una persona molto nota e molto apprezzata. Venezia si è svegliata con mente certamente più povera per la drammatica scomparsa di Anna Rita Panebianco, 56 anni, executive manager del caffè Florian di piazza San Marco, morta sabato pomeriggio nell'incidente in laguna che ha coinvolto un barchino finito contro una bricola tra Canogera e Torcello. Le parole del direttore del caffè Florian escono a fatica, poi il pensiero del direttore artistico del Florian. Siamo tutti impietriti da questa notizia che ci ha lasciato veramente sgomenti. Niente, Anna Rita era una grande professionista, innamorata del suo lavoro, innamorata del Florian, come si evince dai molti post che appunto postava su Facebook e quant'altro, insomma. Per il Florian, per noi, è una grande perdita, veramente una grande perdita. Il caffè Florian ha 300 anni di ininterrotta attività. Anna Rita Panebianco, che ci ha lasciato, era una delle più brave a raccontarne la storia. Lei era barese di origine, ma era venuta a Venezia a studiare giapponese, si era laureata e aveva messo questa capacità di trasmettere le vicende, le storie del Florian alla nostra clientela. Era una persona veramente speciale. C'è una frase di Guccini che dice: cara amica che narravi 10 anni in poche frasi e i miei in un solo saluto. Ecco, sono pochi minuti per raccontare la capacità, l'intelligenza, la sensibilità e anche la bellezza di questa nostra collaboratrice. Commossa anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, che con lei aveva trovato un sostegno a tante iniziative per la città. Siamo tutti molto scossi per questa grave perdita, ci stringiamo attorno ai familiari di Anna Rita, una grande tragedia che sconvolge tutta la città, il caffè Florian dove ha lavorato con grande passione, con grande dedizione, e davvero un abbraccio ai suoi familiari. Riposi in pace questa donna che ha perso la vita in maniera davvero tragica. Saranno ora le indagini a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre stanno meglio e sono fuori pericolo, anche se ancora ricoverati all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, le 2 persone di 44 anni che erano in barca con lei. Questa è una tragedia immane che però è l'ennesima tragedia che succede a Venezia, un incidente nautico che è inspiegabile. Noi dobbiamo intervenire come politici per fare in modo che questo non accada più. E come fare? Allora, bisogna fare maggiori controlli, certamente bisogna chiedere alla polizia locale che intervenga con le forze.
Servizio di Lorenzo Maier, davvero frequentissimi questi incidenti, purtroppo di solito succedono di notte, no? Nell'oscurità, ma di giorno è veramente insolito che ci sia un episodio di questo genere con queste gravi conseguenze. Vediamo purtroppo un altro incidente, questa volta a Cittadella. Questa notte un ragazzo in moto si è scontrato contro una Jaguar e un 18enne in gravissime condizioni. È un ragazzo di Roana, era in sella a un Fantic Motor 125, lo scontro è avvenuto con una Jaguar X di un trentenne, questo è l'incrocio in cui è avvenuto l'incidente. Ed è grave all'ospedale il 28enne motociclista che l'altra sera si è scontrato con un'auto in via 11 febbraio a Quinto di Treviso. Si tratta di un giovane di Zero Branco, esasperati i residenti che continuano a dire qui si corre troppo, ma continuano a protestare i residenti, ma la situazione non cambia. Potrebbe esserci un sorpasso azzardato all'origine dello scontro tra un'auto e una moto che si è verificato in via 11 febbraio a Quinto, poco distante dalla trattoria al Gallo. È in questo punto preciso che i due mezzi sono entrati in collisione intorno alle 22, allertando prima i residenti, poi la macchina dei soccorsi, con gli operatori del SUEM 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica. Stando a una prima ricostruzione sembra che l'auto stesse svoltando in una via laterale, via Marconi, mentre la moto sopraggiungeva dopo aver superato un altro mezzo. Fortissimo l'impatto con il motociclista, un 28enne di Zero Branco volato per diversi metri. Inizialmente si è temuto il peggio, con il giovane immediatamente trasportato al Cafoncello in codice rosso, dove però attualmente non si troverebbe in pericolo di vita. Praticamente illeso l'automobilista. Primi riscontri sul tasso alcolemico sarebbero negativi. Resta una strada nota, una delle arterie più trafficate della Marca, tra quelle usate per andare all'aeroporto. È una strada in cui corrono parecchio e è già stato segnalato, ma purtroppo il problema rimane e la gente è anche abbastanza distratta alla guida. In effetti è una strada purtroppo trafficata e si corre spesso. Diciamo che i 50 all'ora non si rispettano, ecco. Tutti hanno fretta, non si sa di andare dove, ma qua si corre troppo. Questione di abitudini, controlli e sanzioni. Molte, solo quando ci si mette ci si mette la forza nel portafoglio forse la gente capisce, poi non c'è altro da fare. Proprio stamattina Mirella Tuzzato a Sveglia Veneti ha parlato ancora una volta dell'airbag per i centauri, per i motociclisti. Abbiamo raccolto tante firme, bisogna che questo dispositivo diventi obbligatorio. Intanto c'è stato un grave incidente stradale sull'autostrada A13 tra i caselli di Monselice e Terme Ugane, dove un camionista è stato investito. L'uomo è stato portato in ospedale a Padova, dove si trova in gravi condizioni. I rilievi dell'incidente sono in corso da parte della Polizia Stradale di Rovigo. E andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin insieme all'operatore Federico Cibotto. Gli sviluppi delle indagini sull'uccisione dell'anziano assassinato in casa a Limena dal suo convivente. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. È all'interno del carcere circondariale di Padova che si trova ormai da qualche giorno Alessio Battaglia, il quarantenne accusato dell'omicidio volontario di Franco Bernardo Bergamini e dell'occultamento del suo cadavere. Sabato, come sapete, si è svolto l'interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato l'arresto e Battaglia non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma anzi ha ammesso quello che aveva in un primo momento raccontato anche al pubblico ministero e ai carabinieri dopo il suo arresto a Monfalcone, ovvero di aver ucciso Franco Bernardo Bergamini al seguito di una lite violenta avvenuta il 22 febbraio scorso e tra il movente di questa lite, insomma il motivo di questa lite sarebbero state le spese e le bollette da pagare che Battaglia non avrebbe mai pagato, non avrebbe mai contribuito, e questo aveva fatto arrabbiare Bergamini. C'era stato questo litigio
secondo il racconto fatto da Battaglia, lui avrebbe spinto l'anziano facendolo cadere a terra, e proprio su questo verte anche la difesa di Battaglia, ovvero di cambiare il capo d'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale, ovvero al culmine di questa lite, quindi non voluto ma accidentale. Resta comunque il fatto poi che Battaglia ha occultato il cadavere nascondendolo nell'armadio, sigillando poi quell'armadio e cospargendo la casa di profumo, lasciando aperto i profumatori per ritardare la scoperta del cadavere di Bergamin. Dopo l'autopsia e l'attack total body si attendono ovviamente nuovi risultati. Non è ancora arrivato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari. Le sorelle comunque sembrano intenzionate a celebrare i funerali di Bergamin a Tremignon, Tremignon, frazione di Piazzola sul Brenta, paese d'origine della famiglia dell'anziano. La data però non è ancora stata decisa, molto probabilmente si saprà nelle prossime ore. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentin. E intanto andiamo a Treviso, dove questa notte ha piovuto molto, un diluvio anche nella prima mattinata, e tanto è bastato per allagare nuovamente il sottopasso della stazione. Andiamo in diretta da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Sì, per tutti coloro che arrivano a Treviso e che pensano di venire nella parte verso sud, l'informazione è che in questo momento il sottopasso continua ad essere chiuso. È un sottopasso importante perché, come ben sa il direttore, qui è il sottopasso che in termini pedonali collega le due parti della città, come ci ricorda Antonella Tocchetto. Però dalle 7:30 di questa mattina è chiuso e allagato, e non è la prima volta, è già successo 15 giorni fa, e quindi siamo con la consigliera che tra l'altro si occupa anche di attività di lavori pubblici, chiamiamola così, nella commissione, e quindi di conseguenza il vostro commento, visto che voi siete all'interno di Casugana. Buongiorno direttore. Allora, io penso che sia una cosa gravissima, perché era già successo 15 giorni fa, il problema non è stato risolto, il problema non è solo dei pendolari che vanno a prendere il treno, ma la città è divisa in due. San Zeno non è più unita alla città, oggi uno a piedi da San Zeno non riesce a arrivare in centro storico. Credo che sia gravissima, io stesso per venire qua ho dovuto farmela a piedi sul cavalcavia. È grave anche che in una città nel 2025 si allaghi un sottopasso e sia bloccata. Non siamo, come dire, nel 1932 dove non si sapevano le previsioni del tempo, ma è una settimana che si sa che questa settimana sarà bruttissima. Seconda cosa, assai grave, questo lo dimostra, l'unico collegamento a piedi è il sottopasso delle ferrovie da San Zeno al centro storico. Caro sindaco, ma vogliamo fare qualcosa? Non è possibile che ci sia un solo collegamento e per cui oggi la città è bloccata per chi a piedi deve andare in centro storico? Ecco, proprio per questo noi questa domanda l'abbiamo rigirata al sindaco Mario Conte e sentiamo che cosa ci ha risposto. Si è ripresentato il problema della settimana scorsa. In realtà stiamo lavorando perché serve fare un intervento un po' più importante che stiamo programmando proprio in questi giorni, però nel frattempo siamo intervenuti con il personale del comune per ripristinare, anche se temporaneamente e provvisoriamente, l'accessibilità al sottopasso. Sono il primo a scusarsi per i disguidi e per il disturbo che è stato arrecato questa mattina ai pendolari che hanno utilizzato la stazione. È altrettanto vero che il problema non è relativo alla stazione ma a un condominio adiacente, ma oggi abbiamo trovato una soluzione temporanea tampone e speriamo nel giro di pochi giorni di poter ripristinare definitivamente la situazione, che non dipende esclusivamente dal comune o dalla stazione, ma che interessa anche un condominio privato. Comunque stiamo intervenendo, questa mattina tempestivamente siamo intervenuti, però sono il primo a scusarmi per i disservizi che questa mattina purtroppo hanno visto coinvolta la stazione. Insomma, bisogna cambiare il tubo di scarico, scaricare da un'altra parte. Fondamentalmente e tecnicamente dove scaricano le condutture del sottopasso è una condotta che non riceve più e quindi l'acqua ritorna all'interno del sottopasso. Adesso abbiamo creato una sorta di bypass che porta l'acqua in un'altra condotta, però è un collegamento provvisorio, dobbiamo fare un intervento un po' più importante che necessita di un po' di programmazione, ma che eseguiremo nei prossimi giorni.
Ecco, ho detto che mentre noi eravamo qua in attesa di collegarci con te, direttore, tantissime persone sono arrivate, ci hanno chiesto, a dimostrazione che questo è un bypass molto importante, sono centinaia le persone ogni giorno, per non dire migliaia, che passano attraverso questo sottopasso. Beh, abbiamo appena visto una signora che con un valigione imprecava perché doveva adesso farsi il cavalcavia. Ecco, approfittiamo di questa situazione, non può esserci l'unico collegamento a piedi, quello del sottopasso per andare ai binari, per chi vive a San Zeno per andare in centro. Ecco, facciamo un lavoro assolutamente, e questo è prioritario, non solo di sistemazione dell'acqua, ma soprattutto di un altro sbocco sulla città. E con questo ti restituisco la linea, direttore. Avvocato Tocchetto e ovviamente anche al sindaco Mario Conte. Andiamo a Vicenza, dove oltre 4,5 milioni di euro tra beni e denaro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'operazione sui falsi crediti d'imposta per il cosiddetto bonus facciate. I lavori mai eseguiti riguardano immobili nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Ci racconta tutto Mirko Cavallini. Il decreto legge rilancio del 2020 è stato uno dei più importanti provvedimenti dell'immediato post-Covid, è legato al cosiddetto bonus facciate. A 4, ormai 5 anni di distanza ci sono ancora delle violazioni che le forze dell'ordine stanno scoprendo. L'operazione è della Guardia di Finanza su coordinamento del GIP del Tribunale di Verona, coinvolti 2 imprenditori veronesi con 3 loro aziende che avrebbero appunto frodato il fisco con l'emissione di falsi crediti in fattura. Il totale di oltre 4.650.000 euro per interventi su edifici tra le province di Vicenza, Verona e Padova, di proprietà di 26 persone del tutto ignare del meccanismo che si stava verificando alle loro spalle. Le indagini sono partite appunto tra il 2021 e il 2022. Le accuse sono di indebita percezione di erogazioni pubbliche, tentata truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e anche autoriciclaggio, perché una parte dei soldi effettivamente intascati questi 2 imprenditori li avrebbero poi riutilizzati all'interno delle proprie aziende. Il provvedimento appunto apre le indagini che andranno poi a ulteriore approfondimento nel prossimo periodo, ma è un'operazione importantissima che coinvolge, come detto, 26 proprietari di immobili nelle 3 province del Veneto occidentale. Interventi edilizi mai effettivamente realizzati. Le 2 società appaltatrici al centro dell'indagine erano totalmente sconosciute ai proprietari degli immobili, che mai avevano commissionato questi lavori né firmato i relativi contratti d'appalto. In una circostanza, spiega la Guardia di Finanza di Vicenza, l'immobile oggetto dell'intervento fittizio non era nemmeno di proprietà del committente. Grazie a Mirko Cavallini. Come vi dicevamo in apertura, questa notte un incidente a Cittadella, un ragazzo in moto si è schiantato contro un'auto ed è in gravissime condizioni. Andiamo da Vanessa Banzato con per la parte tecnica Renzo Rigona. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Noi ci troviamo proprio sul punto dove si è verificato il terribile incidente all'incrocio tra le vie 4 novembre e Borgo Padova. Un incidente tremendo, c'è un ragazzo di 19 anni che si trovava in sella alla sua moto, che ora versa in condizioni gravissime all'ospedale di Cittadella. La moto si è scontrata contro un'auto che era condotta da un 32enne. Da capire adesso la dinamica che è al vaglio dei carabinieri di Gazzo Padovano, che sono intervenuti subito per i rilievi, da capire quali sono le cause, come possa essere successo questo incidente. Tra le ipotesi più accreditate potrebbe essere che la moto arrivava da via 4 novembre, non si è fermata allo stop, mentre da via Borgo Padova stava sopraggiungendo l'auto condotta dall'uomo di 32 anni e l'impatto potrebbe essere stato inevitabile. In sella alla moto sedeva anche
anche un'amica del ragazzo di 19 anni che vive a Roana. L'amica è stata anche lei sbalzata dalla moto, ma fortunatamente ha riportato soltanto ferite non così gravi come invece il ragazzo di 19 anni. Con me il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Perché? Perché la situazione delle strade, la situazione sulle strade anche a Cittadella è sempre più seria, nonostante i limiti, nonostante le varie norme anche recenti che vanno a regolare il fatto di mettersi alla guida di un'auto o di una moto. Strade sempre più pericolose, tanto che ecco quello che è successo l'altra notte lo conferma. Beh, intanto buongiorno a tutti, un augurio al ragazzo che recuperi, insomma, che è di pronta guarigione, che possa ritornare tranquillamente a vivere la sua vita normale. L'incrocio alle mie spalle è un incrocio che da qualche anno è stato sistemato appunto per renderlo ancora più sicuro. Infatti incidenti gravi non ce ne sono mai stati. È chiaro che però la distrazione, la velocità eccessiva o altro oggi può provocare veramente incidenti molto gravi. La zona delle rive attorno alle mura, per chi conosce Cittadella, è una zona che è stata messa con delibera di giunta ai 30 all'ora ancora qualche anno fa, appunto perché è una zona promiscua dove ci sono auto, moto, biciclette e pedoni, quindi una zona delle strade dove bisogna andare piano, soprattutto poi in certi orari dove ci sono le scuole. E purtroppo il non rispetto della segnaletica orizzontale, non rispetto della segnaletica verticale, l'eccessiva velocità o la distrazione, che forse è la cosa essenziale, provocano incidenti purtroppo anche molto gravi. Quando continuiamo a dire che quando si è in auto bisogna stare attenti, quando si è in moto ancora più attenti, perché bisogna, oltre che essere in grado di guidare la propria moto, essere in grado anche di stare attenti a quello che fanno gli altri. Qui purtroppo è capitato qualcosa che non doveva capitare. Ecco, l'augurio è di una pronta guarigione, questo sicuramente, che penso che oltre al ragazzo ci siano anche la famiglia sarà molto preoccupata, quindi vicinanza, ecco, da parte nostra. Lei diceva che anche a Cittadella succede che le strade si trasformino in piste da Formula 1. Beh, questo è quotidiano. Abbiamo iniziato questa settimana gli appuntamenti, gli incontri nelle frazioni con i cittadini e in ogni frazione, in ogni borgo ci ripetono che la gente corre continuamente, tutti chiedono autovelox, tutti chiedono dossi per rallentare la velocità, e questo purtroppo è uno dei fattori principali per causare incidenti anche gravi. Sembra che quando si salga in un'automobile o una moto e si vede una strada che è più lunga di 100 metri, questa diventi una pista di Formula 1. Poi lasciamo perdere chi di notte fa le gincane, chi usa le rotonde delle strade per andare a sgommare e a far stridere le ruote, perché poi magari si schiantano addosso a qualche muretto. Purtroppo sembra che non ci si renda conto quanto pericoloso per se stessi, ma soprattutto anche per gli altri, sia transitare per le strade. Hai sentito direttore, è una situazione che sì, succede a Cittadella, in realtà succede purtroppo in troppe città di tutta Italia, a dir la verità. E adesso insomma il ragazzo, il 19enne, dicevamo in prognosi riservata, sta lottando tra la vita e la morte, quindi stiamo cercando anche di capire se c'è qualche sviluppo, se c'è qualche notizia in giornata, per capire, ecco, proprio quali saranno le sue condizioni e se le sue condizioni soprattutto miglioreranno, che è quello che si è augurato il sindaco, ma ci auguriamo tutti e tutte noi. Da Cittadella per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa Panzatto, Renzo Rigon per la parte tecnica, ovviamente al sindaco sempre disponibilissimo, sindaco di Cittadella. Oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Italo Morao, e andiamo avanti con un giallo, un'auto che è stata ritrovata ribaltata in un canale di scolo a Pederobba. I vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti subito in via Caolonga per questo recupero, ma non c'era traccia del proprietario, proprio nessuna traccia. Si temeva che potesse essere poi finito nei pressi del canale di scolo, ferito o deceduto. Invece non è stato ritrovato e sono in corso indagini per verificarne l'identità ed accertare anche la dinamica dell'incidente.
Adesso andiamo a Carpenedo, dove c'è una storia particolare, cioè un disoccupato che nel bel mezzo della messa si è alzato e ha detto: aiutatemi a trovare un lavoro. Sentiamo Ilaria Marchiori in diretta con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio come hai anticipato tu quello che è successo sabato durante la celebrazione delle 18:30 nella chiesa di Carpenedo. Qui insieme a noi c'è proprio Don Gianni Antoniazzi, il parroco di Carpenedo, che stava celebrando la messa e ha dovuto far fronte a questa persona che si è alzato più di una volta per lanciare questo appello. Diceva: cerco un lavoro, però lei ci vuole specificare in realtà proprio com'è andata realmente, Don Gianni? Sì, sembra che questo giovane di 40 anni più che un lavoro cercasse un contributo, ed è una cosa che noi qui non appoggiamo, perché un contributo dato regolarmente magari dallo Stato non aiuta la persona a svilupparsi, ad assumere le sue normali responsabilità. Così è nata subito l'idea di accelerare la formazione di un corso. Lo abbiamo già anche strutturato in questi 2 giorni ed è realizzato con il GIF, se non sbaglio di Oderzo, e lo faremo qui in patronato, ed è un corso pensato per meccanici di automobile. Mi esprimo con un linguaggio che tutti possono capire, in realtà la dizione tecnica è un po' diversa, e comprende 200 ore di formazione più uno stage fatto nei meccanici, fra i meccanici della zona, con la possibilità poi di essere sicuramente assunti, dal momento che i nostri meccanici cercano molta manodopera, ed è un modo per rispondere concretamente a questo giovanotto che viene, che chiede aiuto e ha bisogno di essere sostenuto. Ecco, infatti l'idea era già in campo, però quanto accaduto sabato ha portato a un'accelerazione dell'avvio di questo progetto che vediamo anche qui. Vedete, il corso è gratuito, 200 ore, questo proprio per incentivare le persone che sono disoccupate a imparare un nuovo mestiere e dunque poi a lavorare. Don Gianni, però lei questa persona la sta cercando. Sì, la nostra idea, se possibile abbiamo pubblicato anche sulla pagina Facebook della nostra parrocchia il volto di questa persona, perché la nostra idea è quella di darle una mano, è da sempre questo il nostro obiettivo, quello di rigenerare, ma lo facciamo proprio con lo spirito del Vangelo da cristiani, rigenerare se possibile le persone, perché così faceva Gesù, non dava soldi, diceva alle persone che incontrava: alzati e cammina. E così, se noi riuscissimo a trovare questa persona, vorremmo inserirla in questo corso, anche sostenendola se necessario nel cammino, e proporle un lavoro. Questo è l'obiettivo che abbiamo, per tentare di dare una risposta concreta, serena, tranquilla a quanti invece vengono da noi magari anche con modalità un po' particolari e chiedono un po' di aiuto seguendo categorie che noi non condividiamo, appunto quello dei finanziamenti pubblici. Ecco, tra l'altro noi abbiamo visto anche questo video mentre parlavamo e lo si può vedere anche proprio nella pagina Facebook della parrocchia di Carpenedo, con l'appello a cercare questa persona in modo da poterla aiutare a trovare un lavoro più che a ricevere un contributo, perché così, come dice Don Gianni, la dignità della persona, di una persona che può pagarsi le proprie spese senza aver bisogno di un contributo, non verrebbe meno. Ringrazio Don Gianni Antoniazzi. Chiunque appunto riconoscesse questa persona o questa persona stessa volesse intraprendere questo nuovo percorso, non fa che venire qui in parrocchia, chiedere di Don Gianni, parlare con lui e trovare dunque una soluzione. Qui da Maestra è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie molto Ilaria Marchiori, a Don Gianni, a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Molto spesso queste persone che chiedono aiuto in maniera molto eclatante, poi scompaiono. Non è raro che accadano episodi di questo genere. Comunque è giustissimo l'appello per ritrovarlo ed aiutarlo. Ancora notizie, questa è dal Giornale di Vicenza. Al Misano, siamo vicino all'Onigo, perde il controllo della moto e sbatte contro un pilone, grave un 16enne. L'incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Fraccaroli. C'è stato un principio di incendio al parcheggio del centro commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche. Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri per l'incendio di un palo dell'illuminazione nel parcheggio del centro commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana. I pompieri, accorsi dal distaccamento volontario di Borgorico, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area, transennando tutto il perimetro fino al successivo ripristino delle plafoniere interessate dal principio d'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Nessun problema nemmeno per le autovetture parcheggiate nelle vicinanze rimosse dal parcheggio prima dell'arrivo dei pompieri. Servizio di Francesco Rattai, adesso andiamo di nuovo a Treviso perché caccia aperta in tutta la Marca, 2 baby gang responsabili di rapine. Nel primo caso la vittima è un 16enne ed è rubato del portafogli ad Oderzo e minacciato anche con un coltello. Nel secondo caso un 24enne in via Roma a Treviso contro cui è stato usato dello spray urticante. No, la situazione non è migliorata per niente, anche perché tante volte vengono fermati ma vengono rilasciati subito il giorno dopo, sono qui che girano in continuazione. E soprattutto anche noi siamo stati minacciati anche di morte tante volte. Per noi dipendenti è difficile perché tante volte ci aspettano anche finito il servizio notturno con minacce e aggressioni. Resta teso il clima in via Roma, porta d'ingresso per il cuore del capoluogo. In uno dei bar principali gli stessi dipendenti segnalano come episodi violenti o al limite siano ormai all'ordine del giorno, protagonisti pure di quelle che sembrano autentiche intimidazioni, quasi sempre giovanissimi. Anche Oscar lavora nel locale e ha il polso della situazione. È grave perché la gente è senza rispetto, non ha rispetto, è sempre la solita questione, la gente gli manca il senso di civiltà per riuscire a rimanere a vivere in serenità con tutta la gente, che comunque qua vedo anche brava gente. Tutto questo mentre i carabinieri stanno dando la caccia ai 4 ragazzi, forse minorenni, che mercoledì sera verso le 19 hanno preso a calci e pugni per poi rapinare con tanto di spray urticante un 24enne residente a Carbonera, derubato della propria bici e del cellulare. Non si esclude che baby gang e vittima si conoscessero in quello che potrebbe rivelarsi un regolamento di conti tra giovani di origine nordafricana. Non si esclude una questione di droga, di certo la scena non è passata inosservata. L'ho vista lo snecchista che mi ha raccontato che appunto c'era un ragazzo che stava correndo dietro, penso marocchino, un ragazzo che gli aveva appunto derubato la bicicletta e tutto. Al setaccio le telecamere che certo non mancano in via Roma e nelle arterie laterali. Copione analogo a Oderzo, la stazione delle Corriere. Qui è caccia ai giovanissimi che hanno rapinato un 16enne veneziano. Prima lo hanno immobilizzato alle spalle, poi gli hanno sottratto 20 euro dal portafogli. Quando il minore ha tentato di reagire, gli aggressori gli hanno puntato un coltello addosso. Dopo la denuncia in caserma a San Donà, le indagini sono state affidate ai militari della Tenenza Pitergina. Anche qui si stanno ascoltando testimoni e visionando frame della videosorveglianza. Solo da portare un minimo di rispetto per la gente buona che vuole stare in pace, che non ha voglia di problemi. Per il lavoro degli altri. E per il lavoro, rispetto sicuramente per il lavoro degli altri, sicuramente. Servizio di Christian Arboit, per quanto riguarda la droga, 3 arresti della polizia negli ultimi giorni a Padova e Abano Terme, in manette anche un tunisino che ha utilizzato 16 alias per rendere difficile la sua identificazione. Vediamo. Un italiano, un tunisino e un nigeriano sorpresi ad Abano Terme e Padova mentre spacciavano droga. Continua l'attività della squadra mobile della polizia. Il primo ad essere assicurato alla giustizia, un 35enne italiano che aveva nascosto nella sua tuta 40 dosi di cocaina. A 40 anni il cittadino tunisino irregolare in Italia, fermato in via Tiziano Aspetti all'Arcella dopo che aveva ceduto 2 dosi di hashish a un 50enne. Per lo straniero, che per rendere difficile
difficile la sua identificazione in questi anni, ha usato 16 diversi alias, è scattato l'arresto a cui si è aggiunto il provvedimento del questore che ha disposto il suo accompagnamento al CPR di Bari. Ultimo in ordine di tempo a essere arrestato un nigeriano sorpreso in zona Guizza. 20 anni è stato notato cedere a una donna padovana 10 dosi di eroina per un valore di 300 euro. Servizio di Chiara Gagliani, vediamo una vicenda che viene da Motta di Venza, insulti sessisti all'arbitra dalla mamma di un giocatore. Gli ha detto: cosa fai qui l'8 marzo? Vai a fare la prostituta. La partita è stata sospesa per 20 minuti, un altro gravissimo fatto di intolleranza, pubblicata dal Gazzettino in prima pagina questa notizia. Il DDL sicurezza protesta ieri pomeriggio a Padova. Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion appende uno striscione a Palazzo della Ragione e poi questi giovani si mettono anche in catena. Sentiamo. SOS alla Nazione, allarme e repressione, lo striscione calato dal terrazzo coperto di Palazzo della Ragione, il blitz di alcuni attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion ieri pomeriggio a Padova contro il DDL sicurezza. Il gruppo di giovani manifestanti si è incatenato davanti allo storico palazzo di Piazza delle Erbe. La protesta contro il provvedimento del governo che limiterebbe il diritto alla libertà personale, ha spiegato una delle attiviste. Come sappiamo, le misure repressive sono sempre più forti, dallo spettro di DDL sicurezza alle nuove zone rosse che vanno a criminalizzare persone già marginalizzate. Il gruppo è rimasto in piazza con le catene mentre lo striscione sventolava da Palazzo della Ragione per annunciare anche iniziative a livello nazionale previste a Roma a fine aprile. Servizio di Valentina Visentin, c'è stato un pomeriggio di mobilitazione a Ponte della Priula dove il corpo senza vita del 79enne architetto Giovanni Fregonese, uscito per andare a pescare, è stato rinvenuto vicino alla riva del Piave. Le autorità sono intervenute immediatamente dopo la segnalazione del ritrovamento del corpo, avviando i primi accertamenti per chiarire le cause della tragedia. Dalla prima ricostruzione sembra che l'uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso che lo avrebbe fatto cadere in acqua portandolo alla morte per annegamento. Sul posto sono giunti i soccorritori del SUEM 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. I medici da una prima valutazione hanno escluso lesioni che possano far ipotizzare la responsabilità di terze persone nell'evento. L'autorità giudiziaria ha comunque disposto un'ispezione cadaverica che verrà effettuata presso l'ospedale di Conegliano, dove è stata traslata la salma, che è quella, ricordo, di Giovanni Fregonese, architetto 79enne. E ancora sul Piave, il Piave è veramente teatro di molti gialli, di tanti misteri, anche di una donna che venne trucidata alcuni anni fa da un malato di mente sul greto del Piave mentre prendeva il sole. Qui siamo al caso di Alex Marangon, la famiglia del 25enne che aveva partecipato a un rito sciamanico che poi è stato trovato morto proprio nel greto. La famiglia non ci sta, così lo uccidete 2 volte, ha scritto il papà Luca dopo che la Procura di Treviso ha espresso l'intenzione di abbandonare l'ipotesi di omicidio, come ci ha detto ieri il procuratore della Repubblica di Treviso, Martani. Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati a un ergastolo di dolore che ci sta consumando dentro e portando via le poche energie e forze rimaste, sempre più soli e abbandonati da tutti e tutto, mentre chi ti ha fatto questo continua a essere protetto e libero di fare i suoi sporchi comodi. Affida ai social la sua rabbia a Luca Marangoni, il papà di Alex, il 25enne di Marcon, scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi dall'abbazia di Vidor, dove si trovava per un rito sciamanico, e ritrovato 3 giorni dopo su un isolotto del Piave qualche chilometro più a valle. Lo sfogo di papà Luca arriva dopo che la Procura della Repubblica di Treviso ha palesato la sua intenzione di derubricare il capo di imputazione del fascicolo d'indagine da omicidio volontario a morte conseguente da altro reato. La relazione finale del medico legale sembra infatti escludere aggressioni da parte di terzi. A uccidere Alex sarebbe stata la sola caduta dal terrazzo dell'abbazia. Chiara la dinamica, molto meno le cause.
forense, in attesa anche della parola definitiva sui test tossicologici. Non è stato facile reperire i reagenti per verificare la presenza di ayahuasca e dei suoi derivati. Il punto per la procura è dirimente. Le sostanze che potrebbe aver assunto Alex non hanno provocato una reazione mortale dell'organismo, ma potrebbero in ipotesi aver provocato un comportamento tale da porre in pericolo e compromettere la vita di Alex, un comportamento per cui Alex, in preda a una mente obnubilata, sia caduto più o meno volontariamente, più o meno consciamente dalla terrazza. Insomma, quello di Alex per gli inquirenti non è omicidio ma nemmeno suicidio. Attualmente il fascicolo è contro ignoti, resta da capire se lo rimarrà anche con la derubricazione del reato. In ogni caso non sarà facile stabilire un rapporto di causa ed effetto, magari con un possibile coinvolgimento dei due curanderos, finora mai formalmente indagati e di fatto introvabili. La cosa certa è che ancora non abbiamo acquisito delle loro dichiarazioni. Da un lato quindi l'indagine procede, destinata però a cambiare pelle, dall'altro il dolore e i dubbi di un'intera famiglia che non si rassegna, che parla di un muro di menefreghismo da parte delle istituzioni. Spero almeno nella giustizia divina, scrive infine Luca Marangon. Riposa in pace, dolce angelo. È comprensibile lo stato d'animo dei genitori, che sono stati anche ospiti di Ferdinando Avarino su Antenna 3 a Ring qualche settimana fa. Un altro giallo del nord-est è quello di Liliana Resinovic, che era scomparsa e poi è stata ritrovata morta in un boschetto vicino all'ospedale psichiatrico di Trieste. Vediamo la copertina del piccolo, caso Resinovic, un test di nuova generazione per l'identikit genetico del killer. Sono stati infatti trovati capelli, peli del possibile assassino sui sacchi in cui questa povera donna era stata inserita. L'altra novità è che non c'è nessun congelamento del cadavere, il corpo sarebbe rimasto sempre in questo parco di San Giovanni dal giorno della morte a quello del ritrovamento. Sono nuovi dettagli che emergono dalla superperizia del team dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Sentiamo Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Liliana Resinovic è stata uccisa nella mattinata del 14 dicembre 2021, cioè il giorno della sua scomparsa, dopo essere uscita dalla sua casa di via Verrocchio. Il suo cadavere, chiuso in sacchi di plastica, non è mai stato congelato ed è sempre rimasto nel parco di San Giovanni, dove è stato ritrovato nel pomeriggio del 5 gennaio, 22 giorni dopo la scomparsa. Le conclusioni della perizia condotta dal team della dottoressa Cattaneo rovesciano nettamente l'ipotesi del suicidio, non risparmiando critiche al lavoro svolto in precedenza, ma su un punto concordano con la prima autopsia: escludono il congelamento del corpo. Un'analisi approfondita per verificare questo dato era stata richiesta anche dai periti di parte, come il dottor Barisani, consulente del marito di Liliana. In particolare, che è ancora in fase sperimentale, però è molto interessante, che ci potrà sul microbiota dei tessuti, che ci potrà dare delle risposte utili per definire la data della morte. I consulenti non sono riusciti ad effettuare l'esame per ricercare l'enzima che possa rivelare se ci sia stato congelamento, perché non hanno trovato tessuti del corpo idonei. Ma le prove attualmente disponibili, come si legge nelle conclusioni della perizia, non fanno intravedere alcun elemento tecnico che suggerisca, anche lontanamente, che il corpo della donna possa essere stato sottoposto a congelamento e scongelamento, né le indagini meteorologiche dimostrano la permanenza del corpo in ambienti diversi. Tutti elementi che, se da un lato indicano una direzione ben precisa, quella dell'omicidio, dall'altro ancora non sciolgono tutti i dubbi sulla morte di Liliana Resinovic. La tragedia sul lavoro di Agna, costata la vita ad Umberto Coghetto, 27 anni, di Nervesa della Battaglia. Si attende il nulla osta della magistratura per fissare la data dei funerali
del giovane morto folgorato venerdì pomeriggio mentre montava una tensostruttura in un'azienda agricola del centro padovano. Umberto e la sua famiglia sono molto conosciuti in paese, l'intera comunità è in attesa di sapere quando si potrà dare l'ultimo saluto a questo sfortunato ragazzo. E Castignero piange Andrea Canzonieri, l'operaio 21enne che è perito in un incidente sul lavoro a Sottomarina. Ad accompagnare a piedi la bara di Andrea Canzonieri alla chiesa di Villa Ganzella di Castignero per celebrare il suo funerale c'erano centinaia di persone, soprattutto giovani. A 2 settimane dalla morte del 21enne nel cantiere edile di Sottomarina, schiacciato da una lassa d'acciaio, la procura dopo l'autopsia aveva concesso l'autorizzazione delle esequie. La procura è giusto che si sia preso il suo tempo, perché adesso devono fare tutte le indagini del caso, perché è giusto che ci sia un colpevole, anche se, come ripeto, purtroppo si arriverà a avere un colpevole, ma nessuno darà più indietro Andrea alla famiglia, e questo è il nostro dispiacere. Oggi è il momento del dolore e della tristezza. Non verrai mai dimenticato, anzi crescerà in ognuno di noi e la tua vita continuerà con noi. Ancora non ci sembra possibile, ma questa è l'ultima volta che te lo diremo. Ciao Canzo, alla prossima. Ti vogliamo bene, i tuoi amici. Tanta la commozione dei presenti che hanno voluto esprimere il sostegno alla mamma e alle sorelle con cui Andrea viveva. Per lui il lavoro rappresentava soprattutto sostegno alla famiglia. Un esempio per tanti ragazzi è stato ricordato nei discorsi ufficiali. Sulla bara l'abbraccio dell'Anerossi Vicenza con una maglia autografata dai giocatori. L'ultimo omaggio della società biancorossa ad un tifoso speciale dopo l'abbraccio della Curva Sud del Menti nel derby con l'Arzignano domenica scorsa. Su tutti campeggiava lo striscione con la scritta «Ciao Andrea». Andrea era buono, volenteroso, umile, altruista, sportivo, sorridente. Ha fatto l'animatore nei centri estivi, si faceva ben volere da tutti, aveva tanti progetti in testa e cercava un futuro migliore. Si è impegnato molto nel lavoro per essere di sostegno alla sua famiglia. Grazie per essere stata la persona incredibile che hai. Mi manchi più di quanto avessi mai pensato fosse possibile. Ci rivedremo, amico mio. Fino a quel giorno ti terrò sempre nel cuore. Andiamo a Bassano del Grappa e nel Bassanese, dove i sindaci della Pedemontana sono sul sentiero di guerra insieme a quelli di Asiago contro le razzie dei lupi. Stiamo andando a Roma con una delegazione di amministratori della provincia di Vicenza proprio per far sentire la voce del territorio e le difficoltà che stiamo vivendo. Per quanto riguarda il territorio monosticense stiamo avendo troppe segnalazioni di predazioni e attacchi nei pressi delle abitazioni. Non ci riteniamo un territorio che abbia le estensioni ambientali per poter gestire tale presenza di animali di grosse dimensioni predatori. Abbiamo delle grosse difficoltà, non stiamo parlando di aree boschive, stiamo parlando di centri residenziali e in prossimità del centro storico. La situazione sta diventando pesante, il Ministero deve dirci come dobbiamo comportarci e come dobbiamo agire. Porteremo a Roma la voce della montagna, porteremo a Roma la voce dei nostri allevatori e del nostro territorio. Noi non abbiamo risposte certe da dare, perché le nostre proposte magari possono anche non essere ascoltate, ma vogliamo risposte certe dal Ministero e immediate. Vogliamo che il problema del lupo in montagna sia risolto, perché ne va di mezzo l'economia del più grande bacino di malghe europeo, ne va di mezzo l'economia di tutta la montagna vicentina e altopianese soprattutto, ne va di mezzo anche la storia, la cultura e la tradizione di una montagna che deve essere rispettata e valutata per l'importanza economica, ecologica e ambientale che ha. E sul Tribunale di Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana, si concentra invece l'attenzione del sindaco di Bassano, Nicola Finco, perché questo è un tribunale che i bassanesi in particolare aspettano da anni e che ancora non decolla. Sentiamo.
Sì, i miei colleghi sono liberi di incontrare chi vogliono, ma forse prima di andare da Nordio farebbero bene ascoltare anche il territorio che tutti noi sindaci rappresentiamo, che è un territorio di 500.000 abitanti, una delle zone più ricche a livello nazionale, e forse rappresentiamo molto di più rispetto a quei 3 rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati. Eccola la risposta alla nota diffusa nelle scorse ore dai sindaci di Padova, Vicenza e Treviso che hanno incontrato i presidenti degli ordini degli avvocati del loro territorio. Al netto dell'annuncio di voler andare a bussare alla porta del ministro Nordio per parlare del tribunale, che viene visto dalla Pedemontana come un'intrusione bella e buona, Finco apre al dialogo e invita i colleghi ad approfondire il progetto e, fra le righe, a non farsi tirare per la giacca. Ma la realtà è quella di un progetto che ormai è giunto al punto di non ritorno, o si va avanti o tutto finisce su un binario morto, per sempre stavolta. Ci troviamo veramente ad un bivio. È solamente una questione di volontà politica. Se il ministro Nordio crede in questo progetto, prende il testo che è già pronto e lo porta in Consiglio dei Ministri. Poi ci saranno i tempi parlamentari, però visto che c'è una maggioranza solida a livello nazionale, entro un anno potremo portare a casa il Tribunale. Finco fa notare come i presidenti degli avvocati di Padova, Treviso e Vicenza portino avanti gli interessi della categoria, mentre sul Tribunale della Pedemontana grava l'interesse di un territorio che ha già fatto sentire la propria voce. Questo è un territorio che, al di là dei colori politici, sta lavorando unito e compatto su questo argomento. Invito tutti coloro che hanno un ruolo politico, che sono contrari, prima di inseguire gli ordini degli avvocati che, ripeto, fanno i propri interessi, di venirsi a confrontare con noi. Il sindaco di Bassano annuncia infine una manifestazione per fare in modo che risulti chiaro una volta per tutte quanto l'intero territorio abbia a cuore questo progetto. A breve organizzeremo anche una manifestazione in città con tutti coloro che fino adesso hanno sostenuto questo progetto, chiedendo fortemente al ministro Nordio di prendere posizione in merito, perché ormai questa è una minestra che viene riscaldata da 13 anni, il territorio è stanco di continue promesse poi non mantenute. Oggi, ripeto, c'è un governo solido ed è solamente una questione di volontà politica. Detto questo, può succedere di tutto e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, anche quella di dire a un'area di 70 comuni con 500.000 di abitanti e il PIL di un piccolo Stato benestante che il suo diritto a un presidio di giustizia era troppo piccolo di fronte ad altri interessi. Servizio di Ferdinando Garavello, e sulla annosa vicenda del Tribunale della Pedemontana sentiamo anche l'opinione del sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso Mario Conte. È evidente che gli ordini degli avvocati hanno una posizione contraria, ma i sindaci hanno soltanto accolto un invito ad ascoltare quelle che sono delle istanze, esattamente come facciamo tutti. Quindi non sarà mia intenzione schierarmi contro il Tribunale di Bassano, semplicemente nell'appuntamento con il ministro Nordio chiederemo che le risorse che sono destinate ai tribunali di Treviso, Vicenza e Padova non vengano ridotte e quindi che venga mantenuto lo stesso standard di servizi, però nulla contro Bassano, ci mancherebbe, Nicola è anche un amico e quindi figuriamoci se mi schiero contro una battaglia che sta portando avanti lui, assolutamente no. Di contro chiederemo però che i servizi, il personale, le risorse che sono destinate per esempio al Tribunale di Treviso non vengano ridotte. Tutto qua, è una battaglia di territorio contro nessuno e men che meno contro Bassano. Il sindaco Mario Conte, che è anche, come sapete, presidente dell'ANCI del Veneto, quindi è il presidente di tutti i sindaci della nostra regione. Ma restiamo a Bassano del Grappa per un altro casus belli, che è quello del teatro Astra. Sentiamo. La settimana inizia con un rallentamento sulla tabella di marcia dei lavori per la sostituzione della copertura, del tetto del Teatro Astra. Un rallentamento dovuto chiaramente alle condizioni meteo. La pioggia di oggi e la pioggia prevista nei prossimi giorni sicuramente andranno a incidere sui lavori e anche sulla durata della chiusura di Viale dei Martiri. Chiusura al traffico prevista originariamente fino al 19 marzo. Ebbene, gli operai, i tecnici della ditta Vilnai faranno il possibile per rispettare questa scadenza, ma dall'amministrazione
ci fanno già sapere che eventualmente questo periodo di chiusura sarà procrastinato, prolungato di qualche giorno, appunto per venire incontro alle difficoltà legate al meteo. Dunque si continua a lavorare, ma a ritmo ridotto. Fatto sta che le previsioni di questa settimana ci inducono a pensare che insomma potrebbe esserci qualche ulteriore rallentamento o qualche sospensione per quello che riguarda il lavoro giornaliero. Grazie ad Alex Giuliano. Andiamo a Venezia, dove c'è stato un terzo atto intimidatorio nei confronti della rete degli studenti a Cannaregio, dove è stato organizzato un sit-in di protesta antifascista. Oggi siamo qui in piazza dopo essere arrivati questa mattina ad aver trovato nuovamente delle scritte intimidatorie, fasciste ed omofobe sopra la porta della nostra sede. Auguri di morte a gay e comunisti, frasi inneggianti a Mussolini e la maniglia della porta di Velta. Per il terzo giorno consecutivo la sede delle associazioni studentesche veneziane è stata vandalizzata, e questa volta con messaggi e danni più gravi dei precedenti. Dopo le croci celtiche disegnate sulla vetrata e il lancio di un oggetto coperto da un telo nero, ma gli studenti non si fanno intimorire. Siamo pronti a scendere in piazza per ripetere che Venezia è una città antifascista e che noi continueremo a fare aggregazione all'interno dei nostri spazi, negli spazi scolastici, universitari, all'interno delle piazze, nei quartieri, nei sestieri, e continueremo a lottare per una città antifascista. In tutto questo il governo e le istituzioni, Ca' Foscari, UAV, il Comune di Venezia e l'amministrazione comunale rimangono in silenzio. Il silenzio in questo caso è complice. E proprio per non tacere, gli studenti si sono ritrovati nel pomeriggio in oltre 300 con striscioni, cartelloni in campo Saffa Venezia. Il problema non sono solo gli atti vandalici che subiamo ogni giorno sulle nostre sedi e anche in giro per la città, o le scritte sulle pareti della nostra sede che inneggiano a Mussolini, ma sia le realtà che queste azioni le compiono, quindi le associazioni giovanili, i partiti giovanili di estrema destra, sia le istituzioni e i partiti di maggioranza del governo che non si dissociano da questi eventi e che soprattutto fanno sentire queste persone con le spalle coperte. Pretendiamo l'immediato scioglimento di queste realtà, che l'antifascismo sia un valore fondante del nostro paese, come è scritto nella Costituzione, e che le istituzioni e i partiti prendano provvedimenti. Perversano i truffatori, e si parla anche di truffe affettive oggi, è un fenomeno in aumento che riguarda sia uomini che donne, adescati sui social e raggirati, facendo leva sui sentimenti. C'è addirittura chi casca nella rete pensando di essere stata contattata da Brad Pitt, no? E sono persone che non hanno qualche rotella fuori posto, no? Proprio è l'ingenuità allo zenit. Comunque di queste truffe affettive si è parlato nella sede di Piazza Antenore della provincia di Padova. L'occasione è stata la presentazione di un libro. È nata un'amicizia online senza secondi fini, alla fine mi ha portato ad avere una dipendenza affettiva, una sorta di infatuazione che mi è costata il cambio della mia vita. Io ho perso un marito, ho perso una casa, stavo perdendo una figlia, mi sono svegliata in tempo, economicamente non ho perso tanto, ma la mia vita è completamente cambiata. Da quel giorno io tutti i giorni mi alzo la mattina e combatto questo fenomeno, perché altre persone non devono passare quello che ho passato io. Rossana Tescaroli ha scritto un diario per ripercorrere le tappe della truffa affettiva che ha vissuto in prima persona e che l'aveva portata a pensare anche al suicidio. Un diario per rinascere, ma che ora serve anche a dare un messaggio, un insegnamento per evitare di cadere in questi tranelli subdoli. Ti manipolano ed è una manipolazione fortissima, ti rubano il cervello, tu non sei più tu, sei completamente in mano loro. Sembra impossibile, è difficilissimo da spiegare, ma tutte le persone che ci sono cadute perché sono state manipolate. La sua esperienza come testimonianza in un incontro nella sede della provincia di Padova nell'ambito delle iniziative per la festa della donna. Rossana ha perso soldi e matrimonio in balia di un truffatore che l'aveva contattata su internet. Lo chiamiamo lo stupro affettivo, perché è una vera e propria violenza psicologica.
patologica che viene perpetrata ai danni sia patrimoniali che psicologici. In Italia è ancora un fenomeno sommerso, è un fenomeno che dilaga in tutto il mondo e a caderci non sono solo i vecchi stereotipi, ma ci sono persone di tutti i ceti sociali, di tutti i tipi, uomini e donne indifferentemente, e nessuno di noi è escluso. Un fenomeno preoccupante che merita attenzione è quello delle truffe affettive in ambiente digitale da parte di individui che fanno leva sulle emozioni per fini economici. Questo tipo di manipolazione si affronta soprattutto con l'informazione. Un fenomeno che ultimamente fa molta paura e che sta crescendo tantissimo è quello delle cosiddette truffe affettive, cioè donne che vengono addescate e avvicinate nei social con storie molto fantasiose ma che sembrano assolutamente storie vere, e donne che vengono avvicinate nei sentimenti, nei complimenti, negli affetti, da qui appunto il nome di truffe affettive, e che cadono in una ragnatela pericolosissima che poi, dalla quale è difficilissimo poi uscirne. È molto interessante il servizio di Valentina Visentini. E poi un'altra piaga dei nostri tempi è quella della ludopatia e del gioco d'azzardo, ed è partita contro il gioco d'azzardo la terza edizione di Cambio Gioco. I giocatori patologici già in cura sono 300, ma l'ULSS 6 Euganea ha calcolato che il numero superi, solo in provincia di Padova, le 8.000 persone, con una spesa pro capite annua di 960 euro nel 2023. Un dramma che coinvolge anche le famiglie e gli amici dei giocatori d'azzardo. Da qui l'iniziativa dell'ULSS 6 Euganea, che fino al 14 marzo proporrà incontri e confronti nell'ambito della terza edizione di Cambio Gioco. 1.300 gli iscritti, 700 dei quali studenti delle scuole superiori di Padova. Se il fenomeno è trasversale e riguarda tutte le età, l'ascesa negli ultimi anni del trading online tocca le giovani generazioni, gioco d'azzardo che sta diventando anche un problema femminile. Il gioco d'azzardo non coinvolge solo la popolazione adulta, ma vi è un trend di aumento del gioco soprattutto online tra i più giovani, e un fatto interessante e altrettanto preoccupante è che anche le donne, quindi le ragazze, hanno cominciato a giocare online e investendo denaro, a differenza del passato, dove il trend vedeva più coinvolta la popolazione maschile. Gli incontri di Cambio Gioco sono ingresso libero e si terranno al Barco Teatro di Via Orto Botanico a Padova. Tra gli ospiti, mercoledì 12 marzo, lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e il pedagogista Daniele Novara, e giovedì 13 marzo lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Servizio di Chiara Gaiani, pubblicità, torniamo subito. Un intero bagno smantellato e gettato in un fossato nelle campagne di Tempio di Ormelle. Siamo al solito abbandono selvaggio dei rifiuti. C'è stata la denuncia dei proprietari di questo fondo che dicono che è inaccettabile che al giorno d'oggi i rifiuti vengano smaltiti in questo modo, ed è la terza volta che accade proprio nello stesso posto. La vasca del water, dell'acqua, c'è scena la follia. Oggi pomeriggio sono venuto a lavorare nei campi e ho notato che c'era tutto questo materiale abbandonato lungo il fossato. Tutto il materiale è di laterizio, sembrerebbe di una ristrutturazione di un bagno. Ed è davvero una montagna di materiale, quella scaricata in un fossato che delimita i campi dei fratelli Gardenali in via Campagna, Tempio di Ormelle. Ci sono 2 lavandini, un water, un bidet, un piatto doccia e sacchi di piastrelle, rubinetteria, mobiletti, materiale isolanti, tubi, persino il cesto della biancheria sporca. Una vera e propria discarica a cielo aperto ad opera di qualche ecovandalo che ha ben pensato di sbarazzarsi di tutti questi rifiuti gettandoli nel fosso. Con le opportunità che ci sono oggi di smaltire correttamente i materiali, buttarli nel primo fosso che si trova in un fondo agricolo. È una cosa che oggigiorno non è più accettabile. E devono pure aver faticato, prima per portare il materiale, probabilmente con un furgone, poi per scaricarlo nel ruscello. Magari qualcuno può aver visto qualcosa, speriamo sulle forze dell'ordine che indaghino e possano trovare i responsabili
di questo scempio. Questa inciviltà fa arrabbiare. Questa inciviltà è già la terza volta che vengono qua a scaricare materiale. In 5 anni questa è la terza volta e 2 volte sono venuti a rubare. Sempre qui. I fratelli Gardenal hanno presentato denuncia ai carabinieri di San Polo di Piave ed ora sperano che le indagini portino all'individuazione dei responsabili. Spero di sì, per insegnare a questo signore e anche alla comunità che tutti dobbiamo collaborare per tenere in ordine e pulito l'ambiente e il territorio. Servizio di Marta Marangoni. Andiamo nel borgo antico di Malamocco, dove c'è ancora chi ripara le reti per andare a pescare, un mestiere antico che però soffre della mancanza di ricambio generazionale, e Lorenzo Maier è andato a trovare i pescatori per vederli all'opera in una delle incombenze sempre più rare. Sentiamo. I bambini non vedo che hanno attrazione per queste cose qua, oramai in questo futuro qua. Però noi eravamo proprio presi dalle reti, quando strofinavi la rete sentivi come che c'era il tuo sangue dentro, hai capito? Era proprio un qualcosa che veniva trasmesso. Cucire le reti da pesca, un mestiere sempre più difficile da trovare in laguna, a causa, anche questo, della carenza di manodopera e difficoltà nel ricambio generazionale. Cuser e reti da pesca, si direbbe in dialetto. A Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, sono rimasti in 3 a farlo, i fratelli Claudio e Roberto Vianello con l'amico e socio Davide Bullo. Questo lavoro è diventato anche un'attrazione turistica. Chi arriva a Malamocco anche dall'estero chiede di loro. Stiamo riparando le reti perché a breve ci sarà la campagna delle seppie con un icogoli, che appunto è questo attrezzo qui, e ripariamo le reti dell'anno scorso che sono state danneggiate un po' dall'usura e abbastanza, come potete vedere, dal granchio blu. È un lavoro molto impegnativo anche perché purtroppo non c'è più ricambio e come vedi siamo in 3 persone che stiamo riparando queste reti che sono molto grandi e sono molto importanti da sistemare. Non abbiamo un ricambio generazionale, quindi per fare nuovo abbiamo bisogno di manodopera. A 10 anni sono montato in barca e non sono più smontato. Basta saper osservare cosa fanno gli altri e poi impari, anche se hai la volontà di farlo. Andiamo avanti a forza della disperazione, chiamiamo. La crisi del comparto è evidente e chi ripara a mano le reti da pesca è sempre più raro da trovare, anche se a Pelestrina questa usanza è un po' più diffusa. I numeri comunque sono sempre molto risicati. Bel servizio dell'ottimo Lorenzo Maier, grazie Lorenzo. Fare incontrare e integrare chi usa la lingua dei segni e chi non li conosce. A San Donà un incontro per favorire la comunicazione tra questi mondi molto diversi. Vediamo. Le persone hanno bisogno di ricevere informazione e le persone che utilizzano la LIS hanno bisogno di un sorriso e non di solitudine. Le parole d'ordine del convegno sulla LIS, la lingua dei segni, organizzato a San Donà di Piave dall'associazione La Voce di Lisa di Paese, sono 3: collegare, apportare, integrare. Ad affrontare il tema ci sono un otorinolaringoiatra e foniatra, un avvocato, una logopedista e psicologa, un dottore di Ca' Foscari in scienze del linguaggio. Abbiamo cercato di collegare, apportare e integrare 2 mondi diversi, il mondo della lingua dei segni e il mondo di chi non la conosce e vorrebbe con noi collegarsi, integrarsi e unirsi in un'idea di progetto, un'idea di futuro con la LIS per un sorriso per tutti. La comunicazione, lo scambio di idee, informazioni, pensieri, sentimenti o emozioni può avvenire in tanti modi, dalla scrittura alle immagini, dalla voce ai gesti. E la LIS è la lingua dei segni che si esprime principalmente attraverso i movimenti delle mani, ma c'è anche una lingua dei segni tattile utilizzata da persone che hanno una doppia disabilità, visiva e uditiva. Conosco molte persone che hanno questa situazione dovuta a patologie, dovuta a incidenti stradali, dovuti a varie dinamiche e che in silenzio vivono la vita perché poi si dice che a volte la LIS è invisibile. Io invece dico che la LIS è bella come la musica, è dolce come lo zucchero perché si può collegare musica e LIS.
La prima pagina dell'Arena di Verona, uno dei quotidiani più antichi d'Italia, un pedone è stato investito in Corso Milano poco fa, è una ultima ora dell'Arena. E poi altre notizie, crediti fittizi per lavori mai eseguiti, ne abbiamo parlato prima, VIP e appartamenti in centro, c'è anche lo zar di Gazprom Bank, un oligarca. Lavori della TAV, chiusura notturna del tratto tra Somma Campagna e Peschiera, chi è sulla Milano-Venezia in sostanza, tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta. Taglio del nastro a Valdobbiadene per l'antica fiera di San Gregorio nel cuore della DOCG del Prosecco, tanti temi in discussione, dai dazi alla riduzione della gradazione alcolica, tante sfide per un mondo, quello del vino, che sta cambiando molto rapidamente. Dalla viticoltura eroica delle rive alle difficoltà del ricambio generazionale fino ai timori per i dazi americani e alle divisioni sul vino a ridotta gradazione alcolica, tanti temi al centro dell'antica fiera di San Gregorio a Valdobbiadene, cuore del Prosecco di OCG. A tagliare il nastro il presidente del Veneto Zaia, che così interviene sui dazi. Non ce li possiamo permettere e quindi il governo italiano deve dialogare con gli Stati Uniti, non possiamo viverli come dei nemici, ma tale è, cioè nel senso che il governo italiano non vive questa amministrazione come una nemica, e possiamo essere anche la porta d'ingresso per l'Europa e per gli Stati Uniti, visto considerato che nel gruppo dei G7 l'Italia è l'unico paese europeo che non ha fatto campagna contro Trump. Fondamentale per le aziende, secondo Zaia, l'abbinata Prosecco Turismo. Il binomio vincente lo dimostra anche il movimento del turismo del vino, che dice che le aziende che vendono vino ma che fanno anche turismo, ad esempio con iniziative tipo cantine aperte, incrementano del 15-20% del fatturato. Del resto, se il 2024 si è chiuso per la DOCG con un calo dell'1% delle vendite, i primi 2 mesi del 25 hanno registrato un incremento del 12% e secondo il presidente Adami nulla ha a che vedere con possibili scorte d'oltreoceano in vista dei dazi. Per noi gli USA sono il quinto paese di export. Esportiamo qualche milione di bottiglie, va bene, ma non certo che incida così tanto che è il più 12% in 2 mesi. E qualche spiraglio si apre anche sul tema di gran discussione della riduzione della gradazione alcolica. Fino a qualche anno fa, ricordiamocelo tutti, il vino di qualità era espressione dell'alcol che aveva. È finito quel tempo, ma il Conegliano Valdobbiadene, che ha sempre avuto una modesta gradazione, è sempre stato moderno dalla Milano da bere in poi, lo è tuttora perché è una gradazione relativa. Dentro a questa gradazione relativa c'è un range che puoi usare in su o in giù. Possibilista l'assessore regionale all'agricoltura. Si potrebbe anche fare una differenziazione, per esempio qui siamo all'interno delle colline di Conegliano Valdobbiadene dove abbiamo il Prosecco superiore di OCG. Magari qui si può anche tenere questa linea tradizionale e magari col Prosecco DOC, che ha dei numeri molto più elevati, che deve accontentare dei mercati internazionali dove c'è la richiesta di avere un grado alcolico più basso, si potrebbe anche pensare di fare questa sperimentazione, perché lo richiede il mercato. E voi sapete meglio di me che è bello far vino, è bello far tradizione, tutto quello che volete, ma alla fine bisogna venderlo il vino però. La nostra collega Vanessa Banzato ci ha fatto sapere che il ragazzo 18enne che questa notte si è scontrato in moto contro una Jaguar, che era in gravissime condizioni all'ospedale, purtroppo è morto. È una notizia arrivata poco fa, purtroppo erano troppo gravi le ferite che aveva riportato. Avevamo sentito poco fa il sindaco di Cittadella, perché è a Cittadella che è successo questo incidente, Pietro Bon. È stata presentata a Cormons la frazione del Giro d'Italia che finirà a Gorizia e Nova Gorica, un evento che è stato dedicato al telecronista Bruno Pizzul, la voce del calcio per tanti anni, che è scomparso mercoledì a 86 anni. Presentata nella splendida cornice del Teatro Comunale di Cormons, la 14ª tappa del Giro d'Italia, prevista il 24 maggio prossimo, con partenza da Treviso e arrivo sulla piazza della Transalpina tra Nova Gorica e Gorizia.
La tappa sarà dedicata alla memoria di Bruno Pizzul, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì all'ospedale di Gorizia all'età di 86 anni. Ironia della sorte, proprio sabato 8 marzo avrebbe compiuto 87 anni. Un ricordo dell'amico Bruno, che peraltro era un grande amico del patron del Giro Enzo Cainero, ma soprattutto anche un grande amico del Giro d'Italia. Il teatro riempito in ogni ordine di posto, tra organizzatori, autorità civili e militari, e la presenza di Giuseppe Saronni, 2 volte conquistatore della Corsa Rosa nel 1979 e nel 1983. Proprio nell'ultimo suo trionfo decisiva per il successo, l'ultima tappa di quel Giro, partita da Gorizia con arrivo a Udine, che fece entrare Saronni tra gli immortali del ciclismo. Io mi ricordo ancora perfettamente bene quella vittoria, l'ultimo giorno, la Gorizia-Udine, è stata una grandissima vittoria, tanta gioia, tanta soddisfazione per me e la mia squadra e tanti tifosi ovviamente. È stato il mio secondo Giro d'Italia, quindi bellissimi questi ricordi. Tornando all'aspetto tecnico, la tappa pianeggiante attraverso la pianura veneta e la bassa friulana. Dopo Cormons si affrontano i saliscendi del Collio e i 2 giri del circuito che collega le 2 città di Nova Gorizia e Gorizia, con il dente di Saver a fare da aspettativa finale prima di una volata abbastanza nutrita. Un anno strepitoso perché appunto abbiamo la capitale europea della cultura e quindi la tappa del Giro d'Italia non poteva che concludersi a Gorizia Nuova Gorizia. Siamo molto orgogliosi di questo, siamo orgogliosi che questa tappa attraversi il Friuli Venezia Giulia. Una grande opportunità certamente per il turismo, ma una grande opportunità anche perché la straordinarietà dell'evento è che la tappa di arrivo sarà proprio tra Italia e Slovenia in piazza della Transalpina, cioè quel confine una volta testimone di grandi tragedie del Novecento, oggi è una testimonianza di gioia, di felicità, di grande cultura e di grande sport. Il Giro d'Italia è sempre uno spettacolo, in regione siamo in grado di offrire delle tappe uniche, ogni anno gli organizzatori riescono a trovare qualche chicca da mostrare al mondo intero. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Adesso Marta Marangon ci racconta il nuovo record del mondo per l'atleta pordenonese Alex Camera, che a Nervesa della Battaglia è riuscito nell'impresa di trainare con la sola forza di braccia e gambe una fila di ben 16 auto legate l'una all'altra. E oggi volevo cimentarmi sul record di traino, maggior numero di auto trainate da un uomo, che attualmente è di Zydrunas, che è un strongman molto forte a livello mondiale, e sono 12 auto per esattezza che ha trainato in 33 secondi e 5 metri di distanza. Quindi oggi tu speri di riuscire a farne qua? Oggi speriamo sicuramente di farne 13. Dopo aver trascinato 4 aeroplani, una locomotiva ed aver battuto il record di arrampicata su corda, nuova impresa per Alex Camera, atleta 36enne di Meduno, Pordenone, che a Nervesa della Battaglia ha provato a battere il record di traino di auto con la sola forza di braccia e gambe. Le vetture, tutte Fiat 500 d'epoca, sono state messe a disposizione dal locale Club 500. Visto che quest'anno il nostro club fa 30 anni di attività e quindi ci aveva contattato per recuperare 15 auto di 500 storiche per questa esibizione che deve fare. E alla fine le 500 da trainare sono diventate ben 16. In 15 secondi e 37 primi, certificati dai cronometristi della Federazione Italiana e da un perito, Alex Camera è riuscito nell'impresa. È il record del mondo. Abbiamo fatto 16 alla fine, volevo provare, scusate il fiatone, e ce l'ho fatta, in tempo sono contento, non ho mollato un secondo e ci ho dato tutto quello che avevo. Basta, è andata. Grande soddisfazione. Sì, assolutamente. Mi sono preparato tanto in questo periodo sulla forza esplosiva, ho mangiato anche più che potevo, ecco, ce l'abbiamo fatta. Un atleta eclettico abbiamo detto, la prossima cosa facciamo? Facciamo i burpees a 7000 metri sulla mongolfiera, all'interno della mongolfiera, senza ossigeno, proviamo, vediamo. A me piacciono fatte queste sfide qua. Eccezionale, servizio di Marta Marangona, andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito.
Il grande e indimenticabile Sammy Basso, che è stato ricordato anche a Sanremo durante il festival dal suo grande amico Jovanotti. E i Sammy Runners si stanno preparando per una nuova importante prova in memoria di un ragazzo eccezionale, un uomo eccezionale. La maratona di Boston, attraverso le nostre telecamere, hanno lanciato un appello. Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale alla storica maratona di Boston. I Sammy Runners sono pronti per affrontare la competizione e far avverare quello che era un sogno di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre che aveva dedicato la sua vita alla ricerca e alla cura della progeria. In gara il prossimo 21 aprile in Massachusetts Andrea Tapparello e Andrea Tonietto, che porteranno i colori dell'AIPROSAB, l'associazione italiana progeria fondata da Sammy e dai suoi genitori. Sammy aveva una collaborazione con l'associazione della ricerca verso la progeria di Boston, che è la maratona più antica al mondo, e ormai più di 100 anni fa c'è stata la prima edizione e decidiamo di approcciarci a questa, diciamo, per dare visibilità all'associazione e di conseguenza a questo progetto. Era già da qualche anno che ci provavamo, perché era un sogno che avevamo insieme a Sammy, visto l'importanza e il legame che aveva con Boston, e quindi adesso è arrivato il momento. Per partecipare alla maratona i Sammy Runners devono raccogliere una cifra importante, si parla di $20.000 che saranno interamente devoluti a sostegno della ricerca. Ci stiamo impegnando parecchio, il territorio sta rispondendo molto bene, si vede che negli anni scorsi abbiamo seminato bene. Devo dire questa cosa, devo ringraziare anche chi già ha dato il proprio contributo, ma non siamo ancora arrivati. E allora, guardando questa telecamera dentro qua, lanciate proprio un messaggio perché ancora più persone vi appoggino e vi supportino. Dateci una mano a realizzare questo sogno, è un sogno nostro, un sogno di Sammy, un sogno dei Sammy Runners, che è il gruppo di amici di Sammy. Per farlo serve il vostro contributo, potete andare a visitare il nostro sito aiprosab.org, apparirà un pop-up con scritto Sammy Runs Boston, lì dentro potete trovare l'intero progetto e anche un box dove fare la vostra donazione. Insomma, una maratona che porterà con sé ancora una volta tutto quello che Sammy Basso ha significato per tantissime persone e i grandi risultati che lo scienziato ha raggiunto. Sammy ci sarà. Sammy sempre nel cuore. Questo giro correranno i nostri due prescelti a commemorare Sammy, la sua memoria e quello che può essere la continuità nella ricerca. Servizio di Vanessa Banzato, Sammy Basso, un grande ricercatore, uno scienziato, e domani 200 studenti andranno alla Città della Speranza per vedere nella torre di questo luogo iconico della lotta contro le malattie che colpiscono i bambini, per vedere come lavorano i ricercatori della fondazione. Vediamo. La Città della Speranza si apre ai giovani. Tornano gli Open Day della Torre della Ricerca di Corso Stati Uniti a Padova, martedì e mercoledì prossimi. Dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo si apriranno le porte dell'Istituto di Ricerca Pediatrico alle scuole superiori di primo e secondo grado. Per ogni giornata è prevista la partecipazione di circa un centinaio di studenti suddivisi in gruppi che saranno accompagnati dai ricercatori in visita nei vari stand tematici allestiti al piano terra della torre e introdotti alle specificità delle aree di ricerca sviluppate. Parteciperanno ad attività pratiche di laboratorio per approfondire le competenze di biologia molecolare, cellulare e biodinamica, e con attività al microscopio, estrazione del DNA della banana, cromatografia, divulgazione e comunicazione scientifica. I ragazzi provenienti da scuole padovane, vicentine e rodigine potranno quindi scoprire le attività della Fondazione Città della Speranza in prima persona e comprendere e diffondere la necessità del volontariato. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Adesso torniamo alla morte del giovane sciatore 18enne, una promessa dello sci che è morto purtroppo sulla pista, dove avrebbe dovuto fare da apripista per lo slalom gigante, il Cordoglio, nell'Udinese dove era nato.
La soletta degli sci che solca la neve battuta, cercando di percorrere il tracciato migliore per ottenere quel benedetto tempo più basso. Quante volte Marco Degli Uomini avrà sentito quel rumore nel silenzio della concentrazione dei tanti allenamenti sostenuti? Una discesa sulla pista 2 del Monte Zoncolan, come tante altre, coltivando quell'emozione di essere apripista all'imminente gara di Super G. Non poteva mai pensare Marco che invece una manovra difettosa lo avrebbe portato a fare quel volo di 70 metri a quella rovinosa caduta che si è trasformata il mattino seguente in ospedale nella peggiore delle tragedie. Tolmezzo si è svegliata con il gelo nel cuore perché Marco, lo sportivo, lo sciatore, ma soprattutto il ragazzo, non c'era più. Beh, diciamo che tutta la comunità è rimasta senza parole davanti a questo evento. Marco era uno sportivo, conosciuto come uno sportivo a 360 gradi, sciatore di livello, ecco, affiliato a una società molto conosciuta, un'eccellenza del territorio per quanto riguarda i settori giovanili proprio negli sport invernali. Il silenzio ha pervaso tutta la cittadina montana perché a quell'età morire mentre si fa la cosa che si ha più a cuore non dovrebbe essere permesso, con il dolore aggiuntivo per la madre di aver sentito la chiamata di Marco che le diceva come si fosse fatto male cadendo, non immaginando che da lì in poi la situazione sarebbe precipitata. E capacitarsi del lutto che ha investito la comunità è davvero un compito troppo difficile. Diciamo che non ce ne siamo fatti nessuno a oggi una ragione, penso che l'interpretare, oltre che il pensiero dell'amministrazione che rappresento, che farà in modo di essere tutta presente alle celebrazioni, come è giusto che sia, interpretare il pensiero di una comunità che a oggi, che a ieri e oggi è ancora senza parole davanti a questa cosa, ecco. Purtroppo è morto poco fa, come vi dicevo, il giovane diciottenne, il centauro diciottenne che si è schiantato contro un'auto questa notte a Cittadella, si chiamava Jacopo Apolloni. E per ragazzi che muoiono sulle strade, poi per fortuna il salvataggio di una donna di 73 anni che voleva farla finita nelle acque del Brenta, è stata salvata da un gruppo di donne, ci racconta tutto Vanessa Banzato. Si sono vissuti momenti di paura lungo il fiume Brenta quando un'anziana è stata vista immergersi nelle acque gelide del fiume e adagiarsi per farsi trasportare dalla corrente sotto gli occhi di decine di persone che stavano camminando, passeggiando lungo le rive del Brenta. Provvidenziale l'intervento di un gruppo di donne. Sì, perché non si sono perse d'animo e hanno fatto di tutto per salvarla. Hanno formato una catena umana. La più giovane di loro è entrata in acqua sfidando la forza della corrente e ha raggiunto la 73enne allungandole un bastone. Nonostante la difficoltà hanno mantenuto la calma e parlandole per farla desistere dal compiere un gesto estremo sono riuscite a convincerla ad accettare il loro aiuto. L'anziana è stata riportata a riva. Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco di Bassano e i sanitari del SUEM 118 che hanno preso in custodia la donna e l'hanno portata al San Bassiano per accertamenti e cure. C'è da capire il perché di questo gesto, forse una solitudine diventata insopportabile. Lungo il Brenta sono arrivati anche i carabinieri che si sono presi cura delle 4 donne, soprattutto della più giovane che si era immersa nel fiume, e gli agenti del commissariato di polizia. I militari hanno ascoltato le testimonianze delle 4 persone che hanno avuto la prontezza di evitare che si verificasse una tragedia. E in questo 8 marzo, giornata delle donne, questa vicenda vissuta da donne racconta sì un dolore, una tristezza dell'anima, ma racconta anche la forza e la volontà di non arrendersi, di agire, di ascoltare, di allungare una mano per salvare una vita e saperla afferrare per salvarsi la vita. Il miglior modo possibile per celebrare l'8 marzo, la festa delle donne. È tutto per oggi, grazie per aver scelto la nostra informazione, grazie ai nostri registi Francesco Ceronna e Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.